Torna inesorabile il vecchio gap tra governo e Veneto, che anche con la compagine di Matteo Renzi resta a bocca asciutta di ministri. Con Letta lascia a Roma il solo ministro veneto, Flavio Zanonato, che del nuovo premier è censore da sempre, anche a colpi di Twitter. Ed ora non resta che attendere la partita di viceministri e sottosegretari. Uno che potrebbe avere chance di riconferma è il veneziano Pierpaolo Baretta. Pierpaolo Baretta è stato un ottimo sottosegretario all'economia, Flavio Zanonato non si è reso disponibile per questo ruolo. Sul versante del PD si era fatto il nome del nuovo segretario regionale Demenec, ma l'ipotesi sarebbe anche già svanita. Restano in pole position invece il veneziano Davide Zoggia, la trevigiana Simonetta Rubinato, la vicentina Rosanna Filippin. Ma se la gioca anche il centrodestra, grazie soprattutto alla permanenza al governo dell'NCD. Si dice che avrebbe buone possibilità di riconferma anche Alberto Giorgetti, mentre non fa nomi l'alfaniano convinto Marino Zorzato, che pure non nega le trattative in corso, ma chiarisce: il primo presupposto dovrà essere la qualità. Per parte nostra il problema è se ci deve essere qualcuno, deve essere di qualità e in un ruolo che serve alla sua professionalità e che sia collegato al territorio. In questo senso ci stiamo muovendo e faremo la nostra parte. In tutto questo i politici veneti una battuta sarcastica non se la risparmiano. A prescindere da come andrà a finire, il Veneto sarà sempre scontento. Quando c'erano i ministri veneti, le lamentele sulla loro qualità e su quello che hanno fatto per il Veneto erano giornaliere nella stampa veneta e nelle TV venete, perché le critiche erano costanti, ovviamente, da chi non si sentiva da loro rappresentato.